Eccoci, allora vi dicevo, stasera volevo presentare questo viaggio. Siamo arrivati penso alla quinta edizione con marzo 2022. Abbiamo fatto tre edizioni nel 2021 e la prima edizione nel 2020, quindi siamo alla quinta. È il viaggio che avevo ideato, diciamo, per fare un percorso completo in quella che è la tematica che ho scelto per Sardegna Sacra, quindi un viaggio nella spiritualità antica, nei luoghi sacri e principalmente a partire dalla preistoria e dalla protostoria, ma non solo. E quindi è un viaggio dove trattiamo il tema del sacro dalle origini, lungo un percorso che dura una settimana. Chiaramente un percorso di una settimana ci dà la possibilità di approfondire tutti gli aspetti, di vedere siti anche di tipologie diverse, di periodi diversi e quindi anche di affrontare le diverse tematiche per come si sono poi evolute nel tempo. Per cui si ha la possibilità veramente di approfondire molto di più di quello che si può fare in una sola giornata, chiaramente, o in escursioni brevi o in weekend. Per cui l'ho pensato, ideato come un percorso completo che è adatto sia a chi è già appassionato di archeologia, a chi è già appassionato di archeologia della Sardegna, a chi è già appassionato al tema del sacro e all'archeologia del sacro, ma anche a chi invece è un profano, una persona che si approccia per la prima volta a queste tematiche. E com'è possibile questo? È possibile sia per il tipo di percorso che per il tipo di approccio che utilizzo in questo viaggio, che è cucito, possiamo dire, sulle esigenze, sugli interessi e sulle esperienze, possiamo dire, delle persone che partecipano. Quindi c'è l'itinerario ovviamente che è uguale per tutti, però le tematiche che affrontiamo sono quelle, ma a seconda degli interessi specifici, delle esperienze specifiche delle persone che ho davanti, posso calibrare e aggiustare il tiro per rispondere alle loro esigenze, alle loro curiosità, ma anche esigenze di ricerca loro, di ricerca proprio interiore, di percorso delle persone che sono poi, che approdano a questo percorso insieme. Quindi è un percorso insieme quello che si fa, dove anche l'esperienza e il background del singolo partecipante viene valorizzato in un interscambio continuo sia con me che con gli altri, quindi è fondamentale anche l'apporto delle persone. Infatti è un viaggio proprio interattivo, per cui assolutamente viene incoraggiata la partecipazione attiva con le domande e anche con la condivisione della propria esperienza e anche conoscenza magari in altri campi, che spesso può portare anche ad aprire nuove possibilità anche nell'approfondire i singoli argomenti che trattiamo. Ecco, quindi questo è un po' quello che si fa in questo viaggio. Sono delle visite molto approfondite, non solo dal punto di vista archeologico. Io, per chi non mi conosce, sono un'archeologa professionista. È da 5 anni, anzi diciamo da 6 anni ormai, che mi dedico anche in maniera molto consistente alla divulgazione proprio attraverso questo tipo di esperienze, per cui ci tengo ad approfondire anche l'aspetto archeologico, ma non da un punto di vista tecnico, nel senso di, come dire, di un tecnicismo esasperato, ma di far capire alle persone quanto anche gli aspetti più tecnici e più approfonditi della ricerca archeologica in realtà
ci possano dare delle informazioni che ci permettono poi una comprensione più profonda del luogo dove siamo, della sua storia e soprattutto di quello che questa storia può avere a che fare anche con la nostra storia personale, come spunti di riflessione, come occasione per farci ispirare dai luoghi dove siamo. Ecco, diciamo che questo è l'intento con cui anche la parte più archeologica viene approfondita, ovviamente sempre in connessione con gli aspetti storico-culturali in senso più ampio, con gli aspetti antropologici e anche con un continuo diciamo rimando al rapporto così complesso tra passato e presente, perché quello che dico sempre è che conoscere il passato è fondamentale per comprendere il presente, ma anche per immaginare il futuro, soprattutto immaginare un futuro dove vogliamo andare a recuperare magari quello che abbiamo perso per strada in questo cammino dell'umanità, piuttosto che andare invece a ripetere gli stessi errori, ok? Quindi assolutamente la riflessione sul passato e sulla storia è veramente, io la ritengo fondamentale in una civiltà umana, insomma, che ha la possibilità di farlo, anche se le nostre certezze sul passato remoto, in particolare chiaramente sulla preistoria, sono sempre molto, come dire, non esistono, sono abbiamo incertezze, non abbiamo certezze, abbiamo ipotesi che ovviamente non devono mai essere campate per aria, ma seguire un metodo ben preciso per essere credibili, per essere diciamo degne della nostra considerazione. Quindi un'altra cosa anche che faccio è insegnare ai partecipanti ad avere un approccio critico anche rispetto alla lettura di ipotesi sul passato, ad avere un approccio critico e poi metterlo in pratica qualsiasi cosa vadano a leggere, per comprendere quanto la possiamo ritenere credibile, ok? Chiaramente sempre con tutte le incertezze del caso, che non ci devono però scoraggiare, come dico sempre, da proporre interpretazioni concrete, interpretazioni basate su dati, ma anche a volte basate sui dati uniti a quella che è l'intuizione, che a sua volta deve essere messa alla prova sia dalla logica che dai dati concreti. Ok? Quindi ecco, questo è l'approccio che seguiamo nei miei viaggi, e chiaramente è molto bello perché poi giorno dopo giorno si può approfondire sempre di più, ci si conosce sempre meglio. I gruppi sono piccoli, massimo 10 persone, per cui anche diciamo la possibilità di scambio si fa più profonda rispetto a un gruppo più ampio. L'itinerario non ve lo dico qua, l'itinerario lo potete scaricare semplicemente compilando un form, vi arriverà la mail col link da cui scaricare l'itinerario. Metterò poi i riferimenti del link nelle storie, quindi lo potete scaricare. E per chi aveva già partecipato alle scorse edizioni, praticamente in questa edizione l'itinerario è cambiato ed è lo stesso itinerario che abbiamo fatto nell'ultima edizione di settembre, ma è diversa da quella che abbiamo fatto a luglio-agosto e da quello che abbiamo fatto lo scorso anno. Questo perché quando, ve lo dico chiaramente, quando è stato introdotto il Green Pass per visitare i siti archeologici, era il 6 agosto e il mio tour era il 27 settembre, quindi insomma più di un mese dopo l'inizio. Per cui mi sono trovata di fronte a una scelta abbastanza difficile da fare, perché anche il tour di settembre inizialmente doveva avere lo stesso itinerario di luglio-agosto.
e quindi questo avrebbe significato comunque escludere le persone senza Green Pass. Ora, siccome io sono per la libertà di scelta e di circolazione, soprattutto all'aperto, come sono i siti archeologici, e siccome non ritengo che sia un mio dovere andare a controllare le scelte che fanno gli altri, perché ognuno è libero di fare la propria e io non vado a chiedere a nessuno quale sia, perché mi piace considerare tutti allo stesso modo. In pratica mi sarei trovata nella situazione di escludere le persone che non avevano il Green Pass, oppure nella situazione impraticabile di dare la possibilità a chi non lo avesse di fare il tampone ogni 2 giorni per poter entrare nei siti archeologici, cosa che in un tour di una settimana molto intenso come il nostro, andare a cercare farmacie per fare il tampone nel mezzo della Sardegna, non si sa quali ore, ovviamente avrebbe pregiudicato la buona riuscita del viaggio, per cui la scelta era annullarlo oppure proporre un cambiamento drastico di programma. Cambiamento drastico perché più della metà dei siti erano siti con biglietteria e quindi con Green Pass, per cui ho provato insomma a fare in questo modo, pur sapendo che comunque avrei avuto delle critiche, che magari qualcuno avrebbe rinunciato, per cui ho dato la possibilità alle persone che erano già iscritte al viaggio chiaramente di rinunciare con rimborso completo, dato che a un mese di distanza dalla partenza era stata fatta questo drastico cambio di programma. Per cui come è andata a finire? È andata a finire che solo una persona ha chiesto il rimborso per il cambiamento di programma, mentre tutti gli altri hanno confermato, per cui il tour l'abbiamo fatto. È stato un bellissimo tour, è andato tutto benissimo, i partecipanti sono stati contentissimi, e quindi mi risento di riproporlo per il momento in questo modo. Chiaramente questo lo possiamo fare perché la ricchezza archeologica della Sardegna è tale che anche dovendo rinunciare a dei siti più famosi, giustamente famosi e chiaramente importantissimi, troviamo comunque delle alternative di siti che magari sono meno curati, perché ovviamente non c'è una gestione, e quindi non sto assolutamente sottovalutando l'importanza della gestione di un sito anche per poterlo fruire al meglio. Quindi siti che magari sono meno curati, ma che da un punto di vista strettamente archeologico e di quello che rappresentano, di quello che può essere il loro fascino, il loro interesse per il nostro viaggio, sicuramente abbiamo tante di quelle alternative che potremo fare tutti i tour che vogliamo anche in aree libere. Ecco, per cui chiaramente i siti sono scelti con cura, proprio per poter affrontare quelle tematiche che ci stanno care, e anzi, come ho detto poi ai partecipanti di settembre, in realtà è un'occasione per poter vedere dei siti che magari da soli non avrebbero mai visto, mentre i siti famosi voi potete andare anche da soli, troverete comunque una guida che vi spiega il sito, mentre magari nei siti che ci sono in questo percorso non ci sareste andati da soli, o comunque non li avreste sicuramente apprezzati come li apprezzate durante questo tour, perché chiaramente magari ci sono pannelli molto scarni, quando ci sono, a volte neanche ci sono, e perché magari le strutture, se non sono completamente scavate, magari ci sono dei crolli, magari c'è della vegetazione, e quindi c'è bisogno di una spiegazione in più per cogliere appieno la loro bellezza, la loro importanza e anche le peculiarità architettoniche, eccetera. Quindi ecco, siccome la situazione è ancora molto fluida,
ho deciso sostanzialmente ho deciso di riproporlo intanto a fine marzo in questo modo qua. Poi se le cose dovessero cambiare, magari si può tornare al vecchio programma o magari anche alternare. Avevo idea, siccome una volta che facciamo questa prima edizione di marzo, non le ho ancora calendarizzate le altre, ma diciamo che l'idea è di farne circa uno al mese, per cui l'idea è anche di mettere ulteriori nuovi itinerari, anche per poter permettere anche a chi volesse fare un altro viaggio, magari ha già partecipato l'anno scorso, di farne un altro con un diverso itinerario. Ecco, quindi tutto può succedere, come ormai sappiamo. Questo itinerario che faremo dal 27 marzo al 2 aprile lo potete scaricare semplicemente iscrivendovi nel form che trovate sulla pagina del viaggio nel sito. Vi metterò comunque il link dopo. E per qualsiasi informazione o comunque per riceverlo direttamente mi potete scrivere anche qua su Instagram un messaggio e vi mando anche il link nei messaggi. Non vi stavo dicendo la cosa più importante prima di chiudere questo video. La cosa più importante è che, allora, il ragionamento è un po' questo: siccome ho deciso comunque, nonostante la situazione, di aprire adesso le iscrizioni, perché comunque ho ricevuto un po' di richieste e non mi piace neanche stare in questa attesa che qualcuno decida cosa possiamo, cosa non possiamo fare, anche se vi dico la verità, sono abbastanza stufa di organizzare e annullare, però non mi piace nemmeno aspettare la grazia dal cielo, diciamo così. Quindi ho deciso comunque di partire adesso, almeno iniziare a raccogliere le adesioni, a fare la proposta, in modo da poter poi lavorare meglio nei prossimi mesi, anche sapendo quante persone sono interessate, eccetera. Quindi ho deciso di partire ora con un anticipo abbastanza largo, e proprio per incentivare e premiare le persone più motivate che fin da adesso sono disposte a impegnarsi iscrivendosi al viaggio, ho deciso, per chi si iscrive entro il 31 dicembre 2021, di lasciare il prezzo bloccato all'edizione 2021. Quindi ci sarà un consistente risparmio rispetto a chi si iscrive da gennaio in poi. Quindi questo, diciamo, un po' il mio regalo, il mio contributo per chi decide di darmi fiducia e di iscriversi adesso al viaggio. Tutti i dettagli sui costi, itinerari li trovate nel programma che potete scaricare, come vi dicevo, iscrivendovi. Poi noi vi chiameremo, perché comunque riteniamo che avere il contatto diretto con le persone, conoscerle, parlarci, sentire cosa si aspettano, cosa vorrebbero da questo viaggio, perché le attirate, è una cosa fondamentale che noi facciamo prima di accettare le iscrizioni, anche perché bisogna vedere se effettivamente è il viaggio che fa per voi. Quindi assolutamente quello che facciamo è anche costruire rapporti umani veri, non di plastica, non solo virtuali, per cui sentire la persona prima della sua iscrizione è fondamentale. Quindi quando noi riceviamo la vostra richiesta di informazioni, sì, potete scaricare la brochure, ma poi ci teniamo sempre a sentirvi al telefono, per cui avrete tutte le informazioni che volete, ok? Se qualcuno si stesse chiedendo cosa faremo nel caso si mantenga questa cosa che entrerà in vigore da domani,
cosa di cui dubito fortemente, ma ormai non ci stupiamo più di nulla, quindi dobbiamo pensarle tutte. Penso che troverò il modo comunque di farvi fare il viaggio ugualmente. Ok, quindi di questo non vi preoccupate, poi appunto ne parleremo meglio con le persone interessate. Dubito fortemente che lo mettano anche per viaggiare da e per la Sardegna, perché oggettivamente non si può isolare la Sardegna e impedire alla gente di spostarsi, per cui io da questo punto di vista sono fiduciosa. Chiaramente poi per qualsiasi causa di forza maggiore voi non possiate partecipare, anche l'acconto che viene dato al momento dell'iscrizione viene interamente restituito, quindi anche di questo non vi dovete preoccupare, sia che si annulla il viaggio per causa di forza maggiore, purtroppo è già successo, quindi questa possibilità la dobbiamo prendere in considerazione, sia che voi singolarmente, personalmente non possiate venire per cause di forza maggiore, ma ho deciso, visto l'incertezza di questi tempi, di in realtà considerare anche le cause personali, per cui non c'è problema se non potete più venire per qualsiasi motivo, non ve lo andrò a chiedere. Fino a pochi giorni prima del viaggio si può disdire con rimborso completo dell'acconto, e invece in caso in cui la disdetta arrivi all'ultimo momento, per esempio il giorno prima, ugualmente si ottiene il rimborso completo, ma in quel caso entra l'assicurazione di viaggio, quindi ci sarà soltanto una piccola trattenuta della quota dell'assicurazione, e chiaramente l'assicurazione in quel caso però chiederà le motivazioni, ok? Quindi questo solo nel caso voi fate la disdetta, diciamo, meno di una settimana prima e fino al giorno prima della partenza. Questa chiaramente è una cosa che a me non conviene assolutamente farla, anche perché purtroppo, vi dico la verità, che in ogni viaggio che abbiamo fatto, tranne l'ultimo, ci è capitato che ci fossero disdette anche il giorno prima della partenza, una magari, ok, non chissà quante, anche perché come vi ho detto i gruppi sono piccoli, però dato che mi è capitato, quindi non mi converrebbe fare così, ma mi rendo conto che è un periodo di estrema incertezza, quindi ho voluto mettere un'assicurazione di viaggio che garantisca il rimborso completo anche il giorno, praticamente anche il giorno stesso, il giorno prima dell'inizio del viaggio. E però diciamo che aspetto fino alla fine, e nel caso così la disdetta arrivi magari anche 10 giorni prima, si fa molto più veloce senza passare neanche dall'assicurazione, in quel modo così avete il rimborso completo, quindi avete veramente tutte le garanzie, però allo stesso tempo chiaramente chi si iscrive ora vuol dire che è effettivamente più motivato e è in grado già di impegnarsi, seppure sa che in caso può comunque disdire, ok? Quindi questa è la mia filosofia per venire incontro il più possibile alle persone, e per dare un supporto, diciamo, anche in questo momento di grande incertezza. Quindi tutti sono i benvenuti ovviamente, e niente, la presentazione per il momento finisce qua, e mi auguro insomma che siate numerosi a chiederci informazioni, anche perché fra poco comunque partiremo con una campagna pubblicitaria, quindi abbiamo già delle iscrizioni tra l'altro, quindi in realtà i posti rimasti sono pochi, sono 6 per questo viaggio di marzo, per cui insomma se siete interessati affrettatevi. Bene ragazzi, grazie per essere stati con me, pochi ma buoni, e spero che insomma che
che qualcuno veda il video anche registrato e quindi per il momento vi saluto. Ora, ciao ragazzi, grazie.